Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel diario del Marietto Veneziano. No. Oggi vi ricordo che questo video sarà replicato sul canale YouTube del Marietto Veneziano, che ha già 1280 iscritti. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi pure, iscrivetevi anche al canale di Hildegarda, che ormai ha quasi 2500 iscritti. È sempre un bellissimo canale quello di Hildegarda, con delle pillole gratuite come quelle del Marietto Veneziano. Nel mio canale trovate già più di 950 video nelle varie playlist, e quindi potete fare una bella scelta di tematiche, dalla radiestesia, la magia, l'esoterismo, racconti di fantasia e quant'altro. Oggi il tema sarà un po' dei due binari, no? E due binari cosa intendo? Intendo dire quando un ragazzo nasce, no? Nasce in una famiglia e questa famiglia gli ha creato senza volerlo, o col DNA, o con il lavoro, o con l'arivismo, o con, insomma, tutto quello che può, gli ha fatto una strada, e questa strada praticamente nei primi anni della sua vita sarà importante perché lo condizionerà. Io vi porto 2 o 3 esempi di ragazzi che ho conosciuto come studenti o come amici quando ero giovane, che sembravano che in fondo dovessero spaccare il mondo in due. Ciao Giulia, grazie di esserti unita nel diario Marietto. E invece poi la vita purtroppo ha voluto un altro piano, no? Il primo caso è stato quando insegnavo informatica, insegnavo programmazione, più o meno nel 1993-94. Che per caso lì ho avuto uno studente su 15 anni, era un ragazzo su 15 anni, alto, sportivo, un fisico di un ventenne, super atletico, un ciclista. Ciao Fiorenza, grazie di esserti unita negli anni 20. E questo ragazzo intelligentissimo, con una bella mente aperta, insomma era entusiasta di questa informatica, e mentre insegnavo io lo guardavo e pensavo: questo ragazzo non lo ferma nessuno nella vita, sarà sicuramente qualcuno di prestigioso. Ciao Maria Luisa, perché ha tutte le carte per poter avere una vita importante, una vita che può aiutare anche gli altri, no? Una vita che gli darà sicuramente, come si suol dire, prestigio, onore e anche soddisfazione a lui e a chi gli sta vicino. Purtroppo cosa è successo? Questo ragazzo cresciuto era un bellissimo ragazzo sia fisicamente che anche a livello estetico. Purtroppo è entrato in un giro, i suoi genitori erano come si dice, migranti, no? Con tanti figli, e chiaramente lui era uno dei tanti, non potevano curarlo, no? Però questo aveva tutte le qualità per poter fare grandi cose, e io mi aspettavo da lui che spaccasse il mondo. In quella classe c'era anche un suo amico, che era mio studente pure, che faceva il padroncino di camion, quindi aveva un reddito forte, guadagnava tanto nel 94, almeno così mi spiegava. Cosa è successo? Passano gli anni, questo ragazzo qui cresce, lascia lo sport, entra in giri che non doveva entrare e purtroppo fa cose che non dovevano. Era partito bene verso 14, 15, 16 anni, purtroppo è entrato in meccanismi più grandi di lui e non aveva l'età mentale, emozionale anche per capire la gravità, e quindi purtroppo io l'ho perso di vista in un certo senso. Dopo che ha finito il corso informatico con me, l'ho perso di vista. Anni dopo incontro quel ragazzo che faceva il corso con lui, che andava spesso in giro con lui col camion, e gli chiedo di sto ragazzo, di questo fenomeno, no? Perché in fondo era un fenomeno, cioè tutti quelli che lo conoscevano non è che si inchinavano, ma si rendevano conto che era un po' sopra la media
sia fisicamente, esteticamente, intellettualmente, anche poi alla fine incontro questo, per caso, in un mercato, incontro questo suo amico che lo seguiva sempre e mi dice: ma non sai che fine ha fatto? Io dico: no, che fine ha fatto? Appunto te lo chiedo per... Hanno trovato un piccato sotto un ponte e io dico: com'è possibile un personaggio del genere? E purtroppo è entrato in un giro di stupefacenti e chissà com'è stato. Purtroppo la faccenda è andata a finire così. Quindi io ci restai male, chiaramente, no? Perché qualche anno prima per me quel ragazzo lì era un fenomeno, era sopra le righe, era sopra... E questo è un primo caso. Il secondo caso era quando ero giovane, nel mio paese c'erano 2 gemelli. Questi 2 gemelli avevano un genitore con un bel portafoglio a fisarmonica, quindi finanziariamente non avevano problemi, erano del posto, indigeni, esteticamente erano veramente dei fotomodelli e anche questi sembrava che dovessero spaccare il mondo, no? Vacanze in Brasile, sapete, sto parlando di più di 40 anni fa, sembrava che veramente dovessero in un certo senso fare tutto quello che volevano nella vita, perché avevano sia le capacità, l'intelletto, le qualità estetiche, insomma. Eppure purtroppo nella vita anche loro sono entrati in un brutto canale e sono spariti, no? Ufficialmente di infarto, di qua e di là, ma nella realtà girano voci che erano entrati in brutti giri di stupefacenti e quindi di conseguenza. Ciao Jessica, grazie di essere venuta. Quindi cari miei, questo per dirvi che il ragazzo può avere grandi doti, no? Grandi capacità, grande fisico, intelletto, però se da piccoli non vengono incanalati da una famiglia che oltre al denaro, che oltre quelle 4 cose che ti spiegano a scuola e a casa, sai, devi sempre dire di sì, insomma, devi essere una bandiera, insomma, le solite cose, no? Non andare mai contro il sistema. Però se non gli date qualcosa in più, purtroppo l'estetica, la forza e anche il karma deve essere anche aiutato, no? Come spiegavo ieri, ci sono il karma, però chiaramente se attivate certi circuiti o certi, come si suol dire, riti propiziatori, il karma diventa un po' più leggero. Quindi per quei genitori che hanno questi figli che sembrano dei Superman, no? Che a 14-15 anni sono i galletti della classe. Poi, vabbè, potrei fare un altro esempio di un ragazzo che era in classe con mio figlio, anche questo sembrava di essere, quando era piccolino, sembrava di essere il padre eterno, poi purtroppo la vita non è solo fatta di muscoli e di estetica, ma è fatta anche di intelligenza. Quindi capita che si è arenato e adesso è già tanto se non lavoro e praticamente l'hanno abbandonato tutti perché era solamente un bullo, no? Quindi per quei genitori che hanno questi figli, no? Che sembra che siano, come si dice, dei Superman, o anche per quelli che parcheggiano i figli davanti alla PS4, che li lasciano lì come sacchi di patate perché così non disturbano. Se non vi prendete la briga di fare qualcosa, di iniziare anche un lavoro esoterico importante, perché capite, gli altri non dormono. Cioè, se qualcuno ha qualcosa che è carino o meno, come diceva Osho, la mattina c'è sempre qualcuno che si alza e te lo vuol portare via. Quindi soprattutto quei genitori che hanno dei figli e ci tengono, no? Perché altri invece pensano che a tenerci e comprargli la PS4 e parcheggiarli davanti alla TV o l'Xbox. Io non so, adesso quelle cose lì non le conosco. Cioè, le ho avute anch'io quelle cose per i miei figli, ma chiaramente erano dei passaggi così obbligati tanto per, ma quando hanno capito cos'era sono andati negli ingombranti e poi ne abbiamo venduti. Quindi per quei genitori appunto che ci tengono i loro figli, no?
si tengono i loro figli, ma questo rapporto poi vale anche per i rapporti di coppia, no? Perché il problema è che se anche non li ferma la vita, e voi ve li incontrate la vita e magari anelate loro, no? Per costruire qualcosa con questi soggetti. Ma questi qui sono delle boe, delle mine vaganti, capite? Cioè, se non riescono a tenere in piedi loro stessi, figuratevi se riescono a tenere in piedi una coppia, no? Quindi è chiaro che bisogna, se non c'è riuscita la famiglia, e voi magari li incontrate perché sono riusciti a sopravvivere tutte queste esperienze. Io ho parlato di casi che non sono riusciti a sopravvivere, che purtroppo il sistema li ha fagocitati, no? Però ci sono tanti che magari per un colpo di fortuna sono riusciti ad andare avanti, magari esteticamente sono ancora piacenti, magari hanno anche il borsellino gonfio perché magari il padre gli ha lasciato 2 bei binari e loro sono usciti da una clinica all'altra, oppure hanno avuto un colpo di fortuna e ci sono ancora, però purtroppo poi li incontrate voi, no? E magari entrate nella sua scia, magari è anche simpatico all'inizio, ma questi personaggi sono praticamente delle boe, no? Delle boe in mezzo all'oceano, che chi li becca sono affari duri, no? Sono affari importanti perché insomma innamorarsi di soggetti del genere, che magari non sanno neanche fare una macchina da lavare o passare l'aspirapolvere in casa, la cosa diventa tragica. O magari al posto che stare con voi la sera a stirare, vanno a giocare a calcetto con gli occhi, con i capelli tinti per fare i fighi, no? Sapete quei soggetti un po' così, no? Che parcheggiano la moglie, non vanno mai a fare la spesa, ecco, perché dico io ho già lavorato, quindi adesso tocca a te. Allora, quando vi incontrate questi tipi, l'ideale è girargli intorno. Purtroppo col baby boom questi soggetti ce ne sono anche troppi, e quindi è chiaro che o si mollano o se si tengono poi non bisogna piangere se magari alla sera ci si rende conto di essere seduti nel letto sbagliato. Quindi per chi ha dei figli, per prepararli a un matrimonio è meglio che inizi a mettergli delle protezioni che se non siete in grado voi nella vita di dargli certi insegnamenti. Io mi ricordo il Dante, suo padre era un militare, mi ricordo che quando gli altri suoi amichetti, di cui alcuni appunto non ci sono più perché la vita li ha fermati, andavano a Samoritz a sciare, a Madesimo a sciare d'inverno, o in estate andavano a Monte Carlo, andavano a Cervia, a Riccione, insomma andavano in quei posti balneari no? Nei Mediterranei a pagamento. Il papà del Dante portava il Dante invece, era un militare, lo portava ad arrestarsi. Ci sono stati periodi che magari per mesi lo lasciava nei boschi, perché diceva, certo Dante in quel momento lì non capiva perché suo padre lo trattava duro, no? È stato molto duro il papà del Dante, col Dante. Però adesso il Dante ringrazia suo padre perché quei tempi persi magari a fare l'asino in giro per le piste di Madesimo, no? Gli ha fornito degli attrezzi che gli permetteranno di affrontare quello che sta per arrivare, no? Ciao Simonetta, grazie di esserti unita agli argomenti. Quindi è chiaro che non tutti hanno i genitori come ha avuto il Dante, no? Però bisogna fare qualcosa, perché sennò alcune volte, come ho detto ieri, di solito degli esoteristi ci vanno quando la gente è alla frutta, al fondoschiena per terra, e tenta l'ultima carta. Però se quando voi andate da un esoterista poi non avete un piano anche radicale di cambiamento, è chiaro che, e volete stare statici perché pensate che quello che avete è il top, no? È chiaro che il lavoro funziona fino a metà. Se voi siete stati addestrati male, dovete prendere coscienza di questo e riuscire a capire che poi bisogna, in un certo senso, lasciare fare un po' l'esoterista con circuiti o riti operativi propiziatori, ma anche, in
un certo senso, attivarsi per cambiare certe traiettorie sbagliate, perché se no continuate a perpetuare l'errore e poi purtroppo l'esoterista può fare una parte, queste forze possono fare una parte, certo poi c'è sempre colpo di fortuna che anche progetto che avete fatto funziona, però chiaramente se voi lo aiutate mobilitandovi, attivandovi con il vostro, ad esempio se sono affari di cuore, rimettendovi un po' in carreggiata, se è una ditta, incominciando a cercare di fare le cose in modo insomma corretto, no? Perché chiaramente un soldato non fa mai la guerra da solo, no? Il mio pastore diceva, sai, un soldato non fa mai la guerra da solo, quindi chiaro che quando una ditta è attaccata è perché molto probabilmente ha lavorato in un campo in cui magari c'erano altri, viceversa, no? Quindi quando voi, ad esempio, avete una ditta di pullman o di battelli, incominciate a vedere che i vostri pullman e battelli cominciano ad avere dei problemi, magari siete nati su due binari fortunati, oppure magari il vostro arrivismo vi ha permesso di costruirvi dal nulla, no? Perché è karmica la cosa, no? Io conosco gente che ha un karma, tra virgolette, d'oro in confronto alla vita passata, ma chiaramente se non attiva tutti quei meccanismi poi per perpetuare questo vantaggio che ha, in senso positivo, no? Chiaramente dopo la cosa va in vacca, no? Quindi quando sempre vi accorgete che i figli sono un attimino deboli oppure non sono pronti per questa vita, cioè mica tutti hanno i figli, cioè non mica tutti hanno i genitori come il Dante, che cacchio, quello aveva i coglioni e controcoglioni, capite? Questo 7-8 anni era come Rambo, magari esteticamente non era al top, fisicamente non era al top, perché vi ho spiegato che le teste di cuoio, quelle vere, sono così, sono tutto muscoli, sono cervello, esoterismo e sono belli magri perché non vogliono essere colpiti. Quindi quando un genitore a un certo punto della sua vita si rende conto che il figlio ha bisogno di un sostegno e non della PS4, prima deve incominciare a portarlo magari a fare uno sport di gruppo, incomincia a capire le basi sociali, no? Che se sei una schiappa tutti ti deridono, ma se sei il numero uno tutti ti vogliono bene. E quindi questo già attiva un meccanismo di competizione, ma non tanto per l'edonismo, ma tanto per capire che c'è una scaletta, no? Quando cominciate già a fare questo e poi lo nutrite con dei circuiti radionici protettivi, difensivi, che tagliano anche legami perniciosi, ma questo vale anche per la coppia, no? Quando una coppia vuole rinsaldarsi, chiaramente deve attivare questi circuiti che sono gratis, li possono trovare tranquillamente, ciao Annalisa, grazie degli Stati Uniti, nel sito capitano.altruista.org, così che incominciano a tagliare questi legami perniciosi, perché nel 94 l'Italia non era ancora pronta, non c'era internet, non c'era queste possibilità gratuite, ad esempio di andare nel sito capitano.altruista.org e scaricare gratuitamente e attivare questi circuiti. Chiaro che poi vi ho spiegato anche nelle altre pillole, ci vuole il suo tempo che minimo è un mese, normale è 9 mesi, e poi dopo il 9° mese si incominciano a vedere anche con circuiti degli effetti propositivi. Poi chiaro, se qualcuno ha qualche soldino in più è meglio che si faccia i riti propiziatori, perché se le fanno le multinazionali, le banche, dottori, società di avvocatura. Io ho visto, come vi ho detto ieri, dei dottori che studi medici, chiaramente, no? Oppure ho visto delle ditte di informatica a livello mondiale che hanno proprio il loro team di maghi. Ho anche conosciuto nel 2000 uno staff della più grande casa editrice italiana, che era guidato da una donna che non era una maga, ma che aveva nella sua pancia questo staff di 7-8 maghi, li pagava 25.000 euro
più o meno, adesso non mi ricordo più se c'era già l'euro in quel momento lì, però so che il rapporto era 25 milioni al mese a testa, proprio per perpetuare questo benessere per le proprie attività, no? Quindi se le fanno loro, che sono già dei cicani, a quei tempi mi ricordo che quella casa editrice aveva un fatturato ufficiale di 700 milioni di euro. Quindi capite che se una casa editrice ha questi 7-8 maghi che lavorano a tempo pieno tutti i santi giorni per perpetuare questo benessere, anche chi in un certo senso si avvicina all'esoterismo e capisce le potenzialità, sarebbe buono che possa attivare almeno, che sono gratis, i circuiti, oppure comprare il ciondolino del Marietto che ha delle belle qualità, oppure se può un bellissimo sigillo magari di protezione per il figlio e quant'altro, no? Perché ve l'ho spiegato, il sigillo funzionerà tutta la vita anche se voi non ci credete. Questo perché? Perché ieri, parlando con un esoterista, parlavamo di casi di ragazzi, insomma, che i genitori sono un po', come si suol dire, quelli responsabili chiaramente, sono un po' timorosi perché magari il figlio hanno cominciato a vedere che si sta allontanando anche dai binari di casa e sta prendendo quelle vie terribili, no? Quindi è chiaro che bisogna fare delle pillole che spieghino anche ai genitori, non è perché avete il figlio parcheggiato davanti alla PS4 che è una sicurezza. Ciao Laura, grazie di essere unita. Non è una sicurezza che poi questo nella vita non sbagli strada. Oppure che arriva a 50 anni e che la moglie è a casa a stirare, lavare, lavorare con i figli, e il marito fuori a giocare a calcetto coi capelli pitturati di nero per non sembrare un quarantenne o un cinquantenne, e la moglie a casa a piangere perché si sente abbandonata dal marito, no? Cioè dal marito, da quello che pensa il marito, però in realtà questi, capite, così sono capaci tutti, no? Quindi per chi ha avuto la fortuna di beccarsi un soggetto del genere, io adesso parlo del calcetto, niente contro il calcetto, no? Perché uno, se giustamente ha lavorato tutta la giornata, può fare, però conosco dei casi, insomma, che oltre ad aver lavorato, è vero, praticamente la moglie la usa come uno straccetto, e questa povera donna, o queste povere signore, mettiamo così, praticamente sono totalmente insoddisfatti dell'atteggiamento di questi personaggi. Proprio perché? Perché questi personaggi nella loro infanzia non hanno mai avuto un addestramento in ordine, no? Sono nati nel baby boom, hanno vissuto una bambagia, hanno vissuto, come si suol dire, di rendita, ma adesso che i tempi stanno cambiando, la qualità, il pane e burro si sente, no? E molte persone diventano anche più sensibili, non esigenti, più sensibili, e si rendono conto che questi qui, al di là del calcetto, al di là della serie televisiva, non vanno, no? Alcuni, ve l'ho spiegato prima, si sono fermati prima, altri sono andati avanti sulla massa, però purtroppo poi se ve li beccate voi sono problemi importanti, no? Quindi cos'è che vi consiglia il vostro Marietto come ogni giorno? Beh, noi conosciamo il De Garda, che è un esoterista, bravissima nel suo lavoro, è anche una brava sibillologa, la potete incontrare tranquillamente al lunedì sera, al mercoledì con me che fa le sibille quando io faccio il pendolino, oppure al venerdì alle 9:30 sul canale, in cui chiaramente in questo periodo fa delle dimostrazioni di letture gratuite a domande di persone che gli chiedono. Poi chiaro, se volete qualcosa di più, sempre del De Garda, potete contattarla per un consulto oppure un'operazione magica protettiva, propiziatoria, che aiuti magari delle fasi in cui le persone sono un po' arenate, no? Perché è chiaro, non si può solo vivere alle spalle dell'esoterismo, ma però è una, come si dice, componente importante, no?
come vi ho spiegato, ci sono multinazionali immense che la usano tutti i santi giorni, non vedo perché delle persone che magari sono in difficoltà non abbiano la possibilità con poche centinaia di euro di avere una stampella, no? Perché sapete che poi quando si corre ai ripari è sempre più pesante la cosa, no? Quindi ci sono casi in cui si può operare per gente che, ad esempio, ha il gioco d'azzardo patologico, per gente che ha la ditta che va male, no? Come spiegavo prima, ci sono padroni di ditte di pullman, ditte di navi, no? Che vede che a un certo punto le navi sono attaccate, che hanno continuamente allo stesso orario dei problemi, no? E allora è chiaro che lì sono operazioni magiche della concorrenza. Quindi, cari amici, per chi ha i figli adesso è un periodo molto importante, dovete stargli vicino, non parcheggiare davanti alla PS4, perché alcune volte ricevo dei clienti, faccio delle consulenze, mi rendo conto che è vero, loro incominciano a dire ma io non ho tempo, tutti non hanno tempo, no? Per una volta c'era il tempo e oggigiorno invece la gente deve correre a giocare a calcetto, deve andare in palestra, deve stare su Face, insomma tutte quelle cose che sono anche carine, ma bisogna dedicare almeno un bel 10 anni ai propri figli, no? Dai 10 ai 20 anni bisogna seguirli, non ci sono favole, perché se volete che poi alla fine vostro figlio non sia una boa che corra dietro tutti, capite, i colpi di vento del mondo, che abbia le, come si dice, gioielli di famiglia stabili come il Dante praticamente, bisogna seguirlo un attimino. Poi è chiaro, più di quello non si può fare perché c'è il karma. Quindi a tutte quelle mamme che hanno queste situazioni che non sono facili, sono facili perché una componentistica purtroppo fa parte del karma, e un'altra componentistica fa parte del marito che magari mentre voi cercate di aiutare il figlio, questo qui corre a fare il torneo di beach volley o non so io, di bocciofila, no? E vi abbandona a casa a istruire il figlio, oppure magari anche lui gioca con la PS4 e quando voi gli dite guardate che il figlio sta andando male a scuola, la maestra mi ha contattato, questi dicono non annoiarmi perché devo giocare. Poi ci sono anche casi in cui magari cosa succede? Succede che siete grandi, avete già il vostro compagno e magari avete i figli che sono nati su binari del marito precedente e cercate di fare questa unione. Però cosa succede? Succede che magari il compagno è uno come il Dante, però i figli hanno preso dal primo marito. Quindi capite che la cosa stride alla distanza, uno come il Dante prende i suoi 4 stracci e se ne vanno. Quindi dovete capire anche che quando vi mettete in un certo senso, magari alla fine non della vita, perché 50 anni praticamente si riparte da zero, anzi è ancora più bello, però dovete in un certo senso diventare saggi e muovermi nella giusta direzione per fare in modo che anche quando ritrovate magari la vostra anima gemella sia messa in una posizione che possa capire che voi state facendo tutto il possibile per creare una nuova famiglia. Lo dico perché appunto alcuni clienti mi contattano, mi chiedono appunto che vedono queste difficoltà e non capiscono perché erano abituati all'uomo che avevano prima, che poi chiaramente o è scappato o l'hanno sbattuto fuori di casa, e chiaramente il nuovo magari ha altri binari, altre idee, è nato con altri principi e quindi pensa che gli altri dovrebbero almeno essere come lui. Bene cari amici, grazie Cinzia di esserti unita, grazie di avermi dato un buongiorno. Bene amici, io penso di aver detto tutto per questa pillola, proprio perché c'è stato qualcuno che mi ha contattato, mi ha chiesto di dire qualcosina anche per queste mamme, no? Che sono un pochettino, come si suol dire, in pensiero per i loro figli, perché magari incominciano a vedere che hanno incominciato ad avere amicizie, insomma, che
non sono stinchi di santo, no? Quindi il mio consiglio è circuiti radionici nel sito del capitano.intervista, soprattutto per tagliare i legami perniciosi che sono gratis, eventualmente riti propiziatori per la famiglia, professionali chiaramente a pagamento, di Hildegard, che è bravissima. E poi, chiaro, nell'esoterismo esistono tanti meccanismi di difesa, ma questo o un sigillo propiziatorio, anche per trovare lavoro al ragazzo, ma l'ideale sarebbe per staccare con certe energie negative che magari lo circondano o lo hanno circondato, no? Di solito le mamme sono più sensibili a queste cose, sono più vicine ai propri figli, proprio perché il marito non sempre ha questa sensibilità verso le energie, verso la magia, verso le conoscenze esoteriche, è un attimino un po' più chiuso l'uomo, no? Invece la donna è chiaramente più vicino. Questo video lo vedranno 150-200 persone entro stasera, quindi magari certe cose non le hanno mai sentite ed è buono che sappiano che esistono anche questi aiuti per poter dare almeno una mano, una spinterella nella giusta direzione il figlio, perché sennò molti faranno la fine di quei 2 ragazzi o 3 che ho conosciuto, alcuni sono stati anche i miei studenti, avevano tutte le carte per avere un successo immenso nella vita, purtroppo sono stati prosciugati da certi meccanismi perniciosi terribili. Bene cari amici, grazie di aver seguito il Marietto fino a qui, sono già le 9:05, grazie di tutto, questa sarà replicata sul canale YouTube del vostro Marietto. Se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, basta cercare, sapete che mercoledì sera alle 20:30 Marietto risponde gratuitamente col pendolino con Hildegard sul suo canale. E se non vi siete ancora iscritti nel gruppo dei magici arcieri Bertoldini su Telegram, iscrivetevi, se avete bisogno chiedete a Minas. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!